Vicenza e Rovigo sono lontane poco più di 85 km, ma la distanza dal punto di vista retributivo dei dipendenti privati risulta essere molto più marcata, stando almeno all'analisi dell'ufficio studi della CGA di Mestre. Gli occupati iberici percepiscono infatti una busta paga di 1.973 euro lordi al mese, i polesani invece di 1.633 euro, dunque una differenza di 340 euro lordi al mese, pari al 21%. Alle spalle della provincia di Vicenza si posiziona quella di Padova, dove i dipendenti privati guadagnano 1.960 euro, 1.951 invece nella busta paga dei colleghi trevigiani. Seguono Verona con 1.865 euro, Belluno con 1.829 euro, Venezia 1.728 e appunto Rovigo. Il dato medio veneto è di 1.884 euro. In Italia solo Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte presentano un importo superiore. La distanza a livello provinciale naturalmente riguarda anche le tredicesime che vengono pagate in questi giorni. Nonostante il rallentamento dell'economia veneta stia colpendo in particolar modo il settore della moda, della meccanica e della filiera dell'auto, il pagamento delle tredicesime non è a rischio. Detto ciò, per rendere le buste paga ancora più pesanti è necessario far lavorare di più le persone, contrastando il part-time involontario e diffondendo il più possibile la contrattazione sindacale di secondo livello, sia aziendale che territoriale, anziché imporre, come vorrebbe una parte politica, il salario minimo per legge.